E sicuramente un pensiero va a tutti i pescatori che stanno soffrendo un momento particolare, dobbiamo impegnarci sempre di più per garantire il futuro di questo settore di straordinaria importanza non solo economica e occupazionale ma anche identitaria e culturale della nostra regione. Ricordiamo poi il lavoro che è stato fatto in tanti settori, tutti quelli culturali, i nostri teatri, le nostre istituzioni culturali, la Film Commission. Ricordo un impegno particolare che c'è stato nel 2024 della Regione del Veneto nel settore dello sport, 27 milioni investiti nell'impiantistica sportiva, nella pratica sportiva e un impegno ulteriore anche per il 2025 con ulteriori 10 milioni dedicati all'ammodernamento dei nostri impianti sportivi. Naturalmente dobbiamo lavorare a 360 gradi portando avanti un principio di buon governo. L'augurio che faccio a tutti i veneti è quello di un 2024 che possa chiudersi in serenità, in famiglia, riscoprendo i nostri valori più profondi, e di un 2025 che sia non solo operoso ma che porti la pace nel nostro mondo oggi così funestato da situazioni di guerra, e che la pace porti anche il benessere e la ripresa dei commerci e degli scambi tra i popoli.